amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi al Territorio. Quest'oggi siamo a Sant'Anna di Susegana e siamo in compagnia di Mario Rusolin, che è un componente del comitato festeggiamenti. Ben ritrovato Mario, grazie mille di averci invitato. Si riparte alla grande dopo 2 anni e la gente qui dietro di noi ha risposto al vostro appello. Alla grande. E diciamo sì che la gente ha voglia di muoversi, di tornare a vivere, e dopo 2 anni siamo ripartiti e vediamo che i risultati ci sono, perché la gente volentieri viene fuori, un po' di libertà insomma. Abbiamo visto tanti piatti tipici, crosticine, grigliate, salsicce, patatine e quant'altro, quindi un ricco menù e la gente sta rispondendo. La gente sta rispondendo alla grande, anche perché è una sagra che ormai ha 50 anni e allora ormai ci conoscono tra amici, non amici, parenti, tutti che ci vengono a trovare e ci danno fiducia insomma. Mario, tu mi dicevi poc'anzi, prima di accendere la telecamera per l'intervista, un sentito grazie a tutti i volontari, dai più piccoli ai meno giovani, perché senza di loro questa festa non si fa. Esatto. Si sa che noi giriamo, ma anche noi abbiamo una certa età, però abbiamo tantissimi giovani che ci danno una mano, perché purtroppo queste feste vanno a morire se non c'è volontariato che ci dà una mano insomma. Mario, prima di lasciarti e andare a mangiare anche noi un boccone, 2 minuti davanti alle telecamere, fai un invito a tutti i telespettatori a venirvi a trovare qui a Sant'Anna di Susegana. Sì, vi invito tutti, che la sagra continua fino al 31, è un po' un parco perché non c'è problemi anche per i bambini di strade, venite a trovarci e poi vedrete che vi troverete bene. E adesso andiamo a mangiare una buona crosticina e una buona birra. Senz'altro, andiamo a assaggiare la buona birra con le patatine e una bella crosticina. Grazie. Eventi al Territorio, Sant'Anna di Susegana, venite a trovarci fino al 31 luglio, siamo qui e tutti quanti i collaboratori di Mario vi aspettano per degustare degli ottimi piatti.